Sono arrivate le prime 400 dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Al momento i casi accertati in Veneto sono complessivamente 42, di cui 6 nell'ULSS 3 Serenissima. Per semplificare la distribuzione e la gestione dei vaccini, queste prime 400 dosi saranno immagazzinate centralmente presso la farmacia ospedaliera dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione. La profilassi vaccinale è attualmente indicata per gli operatori sanitari a rischio, ovvero il personale di laboratorio impiegato nella manipolazione del virus e quello impegnato nell'esecuzione di test diagnostici per il vaiolo delle scimmie. In fase di definizione, con il contributo e il coordinamento tecnico dei dipartimenti di prevenzione delle ULSS e dei reparti di malattie infettive, i criteri per individuare i soggetti a rischio ai quali offrire la profilassi, nell'attesa delle indicazioni del Ministero della Salute.